Stadio Aldo Binanti di Scordia, e questo il teatro gelido della 16ª giornata del campionato Under 17 nazionale. A far visita alla Sicula Leonzio di mister Russo, il Siracusa di mister Walter Forti. Padroni di casa che hanno trovato una sconfitta nell'ultima uscita per 2-0 contro il Catania, hanno raccolto sin qui 16 punti lungo il proprio cammino. Dista di 2 lunghezze proprio il Siracusa, invece ha trovato una netta affermazione nell'ultimo turno per 4-0 sulla Vibonese allo stadio Nicola De Simone. Dirigeva l'incontro il signor Francesco Cusumano e la sezione di Caltanissetta, sui assistenti Cristiano Tina di Siracusa e Francesco Conti di Enna. Completo giallo per la Sicula Leonzio, total blu invece per la formazione Aretusea, che qui si stringe a cerchio per darsi la carica. Grazie alle immagini che ci pervengono da Alessandro Bellannice siamo pronti a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre col primo tentativo di marca locale con questa punizione velenosa, sul quale però fa buona guardia in uscita il numero 1 Aretuseo Quartarone. Ottima però azione sviluppata in ampiezza della Sicula Leonzio. Dalla sinistra c'era provato Pardo a mettere dentro questo pallone. Sul corner seguente ci prova la Sicula Leonzio, che va a un passo dal gol del vantaggio. Imbastisce però un'ottima trama offensiva anche il Siracusa, col pallone di Furneri all'indirizzo di un compagno che prova a esplodere il destro. Contrato si spegne afflebile tra le braccia di Governali, dall'altro lato è sempre Pardo sugli scudi, ma anche Quartarone riesce col corpo a deviare il pallone quanto basta sulla faccia alta della traversa. Sicula Leonzio a un passo dal gol dell'1-0, ci riproveranno allora i ragazzi di mister Russo con questa punizione che porta la firma di Salvatore Strano. Dall'altro lato è Lorenzo Magnano a scodellare dentro questo pallone, sul quale non arriva per un soffio il numero 5 è capitano Simone Gozzo. Ora però il Siracusa gioca meglio e va vicinissimo al gol del vantaggio, costretto al salvataggio sulla linea il numero 2 locale Maurizio Giuffrida. C'era stato comunque un ottimo intervento in precedenza da parte del numero 1 e classe 2002 Francesco Governali. Siamo già dall'altro lato però con la Sicula Leonzio, colpo di tacco, palla dentro, sfila fuori, ci prova allora ad avventarsi sulla sfera il numero 8 e classe 2003 Giuseppe Catania, che calcia però alto sulla trasversale, viene redarguito dal direttore di gara Cusumano, anche mister Forti, quando il Siracusa ha una ghiottissima occasione con Furnari che mette dentro il pallone, si divora il gol dello 0-1 Ortisi. Costretto al primo cambio mister Forti, dovrà gettare nella mischia il numero 15 Antonino Sicona, classe 2003, quando la Sicula Leonzio troverà il gol del vantaggio con questa incornata vincente di Pietro Bonura, che corregge in rete il preciso corner dalla sinistra, stacco imperioso del numero 6 e Sicula Leonzio avanti, costretto ora a inseguire il Siracusa proprio sullo scadere della prima frazione di gioco. Squadre che raggiungono velocemente gli spogliatoi per andare a riscaldarsi e bere un tè caldo. Si tornerà in campo nella ripresa senza assistente, il solo direttore di gara Cusumano a dirigere l'incontro. Qui la punizione dentro di Strano, riesce però a far partire il contropiede il Siracusa. Qui è Costanzo a correre veloce verso la porta di Governali. Costanzo a tu per tu, Costanzo col mancino, il pareggio del Siracusa con Simone Costanzo e con la dedica speciale ai compagni e concittadini Manuel e Gabriele, tragicamente scomparsi a seguito dell'incidente dello scorso 19 febbraio. Mani al cielo per il numero 9 Aretuseo, che ha regalato il pari alla formazione di mister Forti, che ora getta nella mischia Axante e Tiralongo, provando a dare forze fresche, linfa nuova alla propria fase offensiva, ed è proprio il neoentrato Axante che prova a depositare in rete questo assist pregiato del solito Ortisi, non riuscendo però a centrare il bersaglio grosso. Dall'altro lato la Sicula Leonzio ci prova, ma fa solo il solletico a Quartarone. Continua però ad offendere la formazione di mister Russo con questo tentativo, sul quale non arriva Strano. Prosegue però l'azione, arriva sulla sfera Yaite, che punta il diretto avversario Buccheri, scarica a rimorchio, fa il giro largo Anselmo, palla per Sottile che ci prova col mancino, ma Quartarone vola a levare il pallone dal 7. Che colpo di Reni, il solito di Vincenzo Quartarone, parata da riapprezzare da tutte le angolature. Ha salvato ancora una volta la porta del Siracusa, ma siamo già dall'altro lato perché Buccheri mette dentro questo pallone, prova ad avvitarsi a Xante, arriva sul pallone però Tiralongo che gonfierebbe la rete, ma a gioco fermo si alza il braccio destro del direttore di gara Cusumano. Rivediamo tutto, la girata pregevole di Xante sembrava effettivamente essere oltre il numero 20 Morris Tiralongo, che aveva comunque trovato un angolo impossibile per gonfiare la rete. Si resta così sull'1-1, verrà allontanato questa volta sì per proteste l'allenatore Aretuseo Walter Forti. Qui invece ci prova
Mattia Balba a sorprendere Quartarone fuori dai pali e Costanzo per avere l'ultima occasione di questa sfida sterzata, e poi calcio addosso a Governali a un passo dal ribaltarla. Il Siracusa ancora con Simone Costanzo ha fatto però buonissima guardia in questa occasione il numero 1 della formazione della Sicula Leonzio, ancora però un'occasione con Axante, però calcia ancora una volta addosso a Governali, e questa l'ultima emozione di questa sfida. Triplice fischio, termina così in un gelido. Aldo Binanti si dividono la posta a Sicula Leonzio e Siracusa. All'iniziale vantaggio di Bonura, risponde nella ripresa Simone Costanzo e termina per 1-1.